Mamma, papà sta bascio. Non lo fa sai che già sta a stretto. Hai così papà, non ti scordi di parlare con l'onorevole proposte fatiche. Sì, proprio mo ce l'ha già vicino all'onorevole, che sta chiuso in tuo gabinetto dei ministri, tre giorni. Tanto, come vado e come giro, sempre va già a mangiare. Mamma, ma non vedi come sono secca, ma che mangi solo papà. Ah, ma ragione la piccerella mia. Va, mamma, bulle la piccerella mia. Vivo! Vivo! Ma questo non è vivo, è morto! Vivo! Che è successo? Che è successo? Sempre in movimento! Che è successo? Io non ci posso pensare, non ci posso pensare. Ma che cosa? Io mi domando e dico, ma l'onorevole non doveva trattarmi così? Ma come va trattato, sto onorevole? Ma come? Ma trattato dandomi una cameretta in comune con il suo autista? Ecco, mi avete trovato in terra a chiesa, signora Cicciù. Prego, Lulù, e manteniamo le distanze. Ah, ma io proprio ieri vi ho sentito chiamare dall'onorevole Cicciù. Cicciù. Sì, ma l'onorevole è l'onorevole. Ah, ma hai capito tutte cose. Voi non avete capito proprio niente. E quindi non c'è niente che voi pensate, egregio signore autista. Ah, prego, per i colleghi di lavoro io mi chiamo Vivo. Voi vivo! Ma non si direbbe. Ma signora, non insinuate e non mi provocate, perché io mi sembro uno con freddo, ma quando mi scarf... Venite non mi scaura, perché io tengo marito. Ah, ma perché dobbiamo litigare e fare guerra tra noi con certi signori finti padroni, fatti onorevoli da un popolo di ignoranti? Vabbè, ma scusate, ma ditemi una cosa, ma voi avete votato l'onorevole? No! Ah, no! Ho sentito bene! Oh, no, onorevole! Ho sentito bene! Mi stavo Ha spiegando! detto no! No. Va bene, giù. Io non ho sentito. Che si sotto. Onorevole, no, dicevo no per dire sì. Ah, sì? Ma noi c'è un intercalare. Ah, un no e sì. È un no e Ma sì. io voglio capire una cosa per me, guardate con precisione. È sì o no? E sì, però se ho detto no, non vale il no, ma vale il sì. Ma è sì o no? È un modo di dire. Benedetta ignoranza. Ho detto sì, perché vi ho votato, vi giuro che vi ho votato e vi ho anche servito. Servito! Voi, tutte e due, come Sì, state? sì. Siete una servitù che non serve. Onore! E che si può permettere? Ma Ciuciù, ma non la chiamate Ciuciù. E a voi che me ne importa? Ma tu sei con Napoli, Galazzi. Ma io non riesco a capire, non riesco a comprendere perché nutrite tanto odio contro di me. Non è vero, Sì, non è sì, vero. La gente vi vuole bene. Lo sento. Io che ho fatto tanto, dai, che ci fatti? Ho passato le notti in bianco, figuratevi. Ho aiutato a tutti, specialmente la gente che lavora. Sì, pensate, ho fatto anche un giorno di fame. Di riposo. Di riposo, sì. Come Pannella. Ha fatto il Onore, ma che se quando mi stavo a fare le analisi? E come accettano gli analisi? Che state? Mi burlate! Non il bevo sì. Voi mi burlate! Mi state sfottendo! Sì, divertitevi! Ma adesso basta! Sì, alla prossima finanziaria incomincerò da voi! Sì. La prima cosa vi taglio un salario! No, salario! Sì, mezzo! No, e come fai? Vi arrangiate! E poi alzerò l'IRPEF! Abbasserò l'ICI! Toglierò tutti i contributi previdenziali per i nostri pensionati e alzerò, e come che alzerò, il prezzo del latte! Bene l'onorevole! Sì, grazie! Quindi ringrazio pure! Onore, ma che state dicendo? Il latte no! Ma che c'è, i bambini? E a voi che ve ne porta? Come? Io l'ho dato là, mi tagliato salario, squagliato la ventresca, ma non ci ho potuto lo a Natale e Pace, perché noi ci mangiamo sempre a linguina puttanesca. Onorevole Bastò, a davano i baffoni, tanto ve l'hanno fatto. So cose che succedono con chi da vuoi pigliare.